Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 20 aprile. La prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 4 anni, sulla distanza del miglio. 7 al via, 1 Delivery dei Mag, 2 Dedemar, 3 Dondolo Jet, 4 Daria Lakshmi, 5 Daikiri Piz, 6 Dubai Jet, seconda linea 7 Dacia del Ronco. Corsa molto incerta, giocata infine Daikiri Piz, ma simpatie anche per Dacia del Ronco, Dubai Jet e Daria Lakshmi, che va subito a condurre. All'esterno si presenta Daikiri Piz, Daikiri Piz rimane al largo di Daria Lakshmi, di Dedemar, che si era sotto, mentre Daria Lakshmi costretta al largo. Lungo la corda invece Delivery dei Mag, primi 400 metri che se ne vanno in 29 spaccato, con Daria Lakshmi che conduce, Daikiri Piz che è rimasta scoperta all'esterno, si è adeguata e ora risale a lato della compagna di training. Intanto i 600 completati in poco più di 45. C'è stato un rallentamento ora e davanti alle tribune. In seconda pariglia c'è sempre Dubai Jet che ha coperto Dedemar. Intanto gli 800 se ne vanno in 58,7, andatura quindi piuttosto spedita, con Daria Lakshmi che conduce. Daikiri Piz si è accodato in seconda posizione, ma all'esterno ora avanza Dubai Jet. Dubai Jet in poche battute si porta su Daria Lakshmi, chilometro in 1,14,3. L'attacco di Dubai Jet prova a reggere Daria Lakshmi, i due prendono vantaggio con Dubai Jet che insiste a 400 dalla conclusione. Intanto dalla coda ha mosso anche Dacia del Ronco, anticipata da Dondolo Jet. In terza ruota Dacia del Ronco che scatta ai 250 conclusivi. Una terziglia si presenta in dirittura d'arrivo, in calo Daria Lakshmi. Passa Dacia del Ronco e nel finale anche Dondolo Jet supera Dubai Jet, vince bene Dacia del Ronco. Thomas Manfredini in sediolo, secondo posto per il numero 3 Dondolo Jet che precede Dubai Jet, 1,14,8 il ragguaglio conclusivo, con 31,4 a chiudere, quando il più a livello cronometrico era stato fatto ormai, e ne approfitta Thomas Manfredini con Dacia del Ronco per passare netto nel finale, già all'ingresso in retta d'arrivo, e vincere con 2 lunghezze di margine su Dondolo Jet che è buon secondo davanti a Dubai Jet. 7, 3, 6 l'ordine d'arrivo probabile per la vittoria di Dacia del Ronco. Thomas Manfredini, training di Alessandro Gocciadoro, scuderia Fior di Loto.